La popolazione ha sofferto disagi, sono state le giuste lamentele dei cittadini, degli operatori commerciali e anche del sindaco che ha richiesto anche un approfondimento. È avvenuto nel periodo più caldo dell'anno e purtroppo questa è la norma. Il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu, non nasconde il problema. Per i nuoresi gli ultimi giorni sono stati un autentico calvario sul fronte dell'approvvigionamento idrico a causa del guasto alla condotta di Ianne Ferru che ha lasciato a lungo i rubinetti a secco. Il caldo record e la pressione elevata dovuta ai consumi eccezionali hanno messo KO la linea adduttrice. Ieri, superata l'emergenza, Abbanoa ha rimosso le restrizioni, ma la società pubblica è da mesi a lavoro per risolvere il problema alla radice attraverso una riqualificazione che ha già interessato 5 dei 16 chilometri della condotta che fornisce l'acqua in città. E questi 3 chilometri più 2, 5 chilometri sono quasi la metà dell'intera condotta. A breve, tra pochi giorni, inaugureremo appunto questo nuovo tratto. Quindi si è fatto già un bel passo avanti, gli altri 11 chilometri saranno realizzati a breve. Questo metterà definitivamente in sicurezza, diciamo, la fornitura di Nuoro. Abbanoa lavora anche sulla rete cittadina, dove ieri le squadre sono dovute intervenire per la rottura di una tubazione in via Wagner. Per le nuove condotte sono stati investiti poco più di 5 milioni di euro, quasi la metà da fondi del PNRR. La distribuzione cittadina è migliorata, con tanti sacrifici anche da parte dei cittadini che nel corso dell'anno hanno visto un lungo lavoro, però abbiamo avuto anche un bel risultato anche in termini di consumo. Abbiamo riscontrato un notevole calo delle dispersioni e delle perdite.